TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Davvero in tanti ieri sera maestre, lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate, cittadini e cittadine per accendere una fiaccola di solidarietà per i bambini, le donne e gli uomini di Gaza. Partito dalla sede regionale di Cisole Veneto di via Torino, ha sfilato per la città convergendo in piazzetta 22 marzo con Will Veneto per le riflessioni di due segretari generali regionali Massimiliano Paglini e Roberto Toigo. Un gesto simbolico collettivo per chiedere che si ponga fine alla guerra e sia garantito l'arrivo degli interventi umanitari. Cambiamo argomento. Lunedì 6 ottobre prenderà il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione delle abitazioni che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Trattandosi, come detto, di un censimento su base campionaria, non tutti gli edifici e non tutte le famiglie saranno coinvolti. In questa edizione nel comune di Venezia saranno interessate oltre 4.000 famiglie distribuite in tutto il territorio, centro storico, estuario e terraferma. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ci spostiamo a Chioggia dove proseguono i lavori di ristrutturazione di fondamenta a Canal Lombardo. Dopo il primo tratto da Calle Stretta Bersaglio a Calle Gradare esclusa, i lavori stanno ora interessando il secondo stralcio, compreso tra Calle Biseghella inclusa e Calle Gabardi esclusa. I lavori proseguono secondo programma, ha sottolineato Angelo Mancina, assessore ai lavori pubblici del comune di Chioggia, in modo da creare il minor impatto possibile ai cittadini. È uno dei nostri punti fermi. Realizzare gli interventi e quello di fondamenta Canal Lombardo era ormai improrogabile visto lo stato in cui versa l'arteria. Il periodo di chiusura al traffico veicolare è programmato dal 29 settembre al 31 ottobre 2025, salvo proroghe per maltempo e esigenze di cantiere. Voltiamo pagina. La più antica città del futuro pensa anche alla moda, quella di domani, fatta di attenzione alla sua produzione, alla durata e al suo fine vita, fatta di grande maestria artigianale e innovazione. Venezia per una settimana torna per la 12ª volta capitale della fashion, uno sguardo al futuro attraverso la lente dell'etica e della sostenibilità. Dal 20 al 26 ottobre 2025 sarà di nuovo Venice Fashion Week. 7 giorni di eventi, sfilate, workshop e mostre dedicati alla moda consapevole in palazzi, atelier e spazi culturali della città. Tema la craft economy. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.